Ciao amici e bentornati per questo 105esimo episodio della nostra partita con l'Italia. E diciamo, prima di iniziarlo ho deciso di riorganizzare di nuovo le mie legioni. Come vedete, qui abbiamo la Legio Terza Iberica, la Prima Italica e la Quinta Africana. Qui la Settima Germanica e la Sesta Belgica in azione. Ci eravamo lasciati nel momento in cui stavamo per concludere queste nostre guerre e per stipulare la pace, ma prima di fare altro volevo appunto nominare ufficialmente il nostro shogun Granduca del Giappone e marchese di Daiviet, visto il successo ottenuto. Sono... Volevo anche, ecco, appuntare Nikita a capitano della spedizione che dovrà svolgersi in Australia. Infatti puntiamo a colonizzare anche questa isola sperduta prima che ci pensino i russi o i francesi che a quanto pare si sono insediati nelle isole Mauritius. Poi questi francesi hanno anche questo svantaggio alla nobiltà che rende più difficile, ancora più difficile integrare le loro province, quindi insomma dovremmo fermarli il prima possibile e perciò io infatti suppongo che, visto che non vogliono neanche più accettare, no, siamo noi che non vogliamo accettare l'alleanza, ma semplicemente perché hanno, come dire, hanno oltraggiato la nostra nazione, rompendo più volte l'alleanza con noi, e quindi io penso che quando il nostro matrimonio reale avrà termine, quindi con ogni probabilità, qualora morisse il nostro re, questo avverrebbe. Se non morirà magari anche prima, dichiareremo guerra alla Francia per insomma porre fine a questo colonialismo francese che è molto fastidioso, e magari anche come dire ecco, riprendere Liegi ad esempio e liberarla, siccome appartiene all'impero. Lussemburgo potrebbe essere nella stessa condizione. Ho visto che ci sono anche queste due province che hanno pretese olandesi, però valgono ancora per molto poco. Quindi, come vedete qui addirittura no, non ci sarà modo di approfittare di queste pretese olandesi, immagino. Vallona, cultura austriaca addirittura qui. Vallona, però non credo insomma che ci siano possibilità. Sarebbe una cosa davvero vantaggiosa da un certo punto di vista, ma semplicemente non c'è il tempo di... Dovremmo appunto vassalizzare l'Olanda prima di fornirgli queste province. Naturalmente mi stavo chiedendo, magari questa 10 anni potrebbero bastare, ma saremmo comunque per il rotto della cuffia. Sono alleati all'Inghilterra e al Palatinato, non nemici pericolosi, però soprattutto siamo già sovraestesi, quindi, e dovremo prendere altre province presto. Quindi non c'è assolutamente modo di fare quello che speriamo. Vabbè, chiudendo questa parentesi, volevo dare un ulteriore, insomma,
progresso alla nostra riorganizzazione dell'Africa. Infatti, prima di tutto ho notato che qui è un po' difficile, però questa avevo posto Cirta come capitale della provincia di Numidia, ma ho poi scoperto che in realtà Cirta non sarebbe altro che il nome più antico di Costantina o Costanza, che è questa città qui, e si trova appunto in questa zona. Quindi io, insomma, ho pensato che si trovasse nella provincia di Numidia, ma in realtà si trova in quest'altra. E quindi pensavo di fare qualche modifica ancora qui. Prima di tutto volevo rinominare la Numidia secondo un nome che aveva nella tarda epoca imperiale, che sarebbe quello di Mauretania, Sitifense, con capitale Salde a questo punto. No, me l'ho scritto. Bene. E rinominare invece questa provincia Numidia, con capitale Costanza o Costantina, insomma, ma Costanza era il suo nome classico. E il nome, questa Biskra aveva anche un nome romano che è Vescera, e quindi lo ripristiniamo. È una città oasi. E per finire, è vero che per finire, no, volevo fare qualche modifica anche a Melilla e Ceuta, sì, perché ho scoperto che queste due città erano dei porti mercantili cartaginesi inizialmente. E quindi volevo ripristinare i nomi punici, che non mi dispiacevano. Quindi, allora, per Ceuta abbiamo Abila come nome. E Melilla, Rusadir. Infine volevo anche rinominare, vabbè, Cadice. Oh mio Dio. Cadice, giusto? Andalusia. Siviglia. Granada va bene, Almeria, senza accenti strani. E inoltre Gibilterra secondo il nome romano di Calpe. Va bene, quindi in questo momento potrebbe anche... Ero in realtà anche un po' indeciso riguardo a questa provincia che prende il nome da quest'isola di Gerba. Però nell'epoca romana aveva il nome, questa provincia, Ibizacena, e la capitale era Adrumeto, o Adrumetum, insomma. Non so se rinominarla, magari datemi il vostro parere, la possiamo anche tenere magari Gerba come nome. Comunque ecco, abbiamo fatto anche questa piccola riforma. Il nostro diplomatico lo potremmo magari usare per migliorare le relazioni con gli stati dell'impero che sono in coalizione contro noi. Allora, va bene. Appunto non facciamo subito pace, anche perché siamo sovrastesi. Ecco, il nostro obiettivo principale magari per questo episodio potrebbe essere... che cavoli.
Siamo in pausa o no? Sì. Ehm, di far passare questa riforma. Per farlo dovremmo essere in pace. Ci darà un diplomatico in più e questo potrebbe esserci molto utile per avere qualche vassallo, per considerare insomma di espanderci creando vassalli in questa parte, in quest'epoca insomma del gioco. Abbiamo un po' di rischio di rivolta, vedo. E purtroppo le eccessive conquiste hanno portato a questo. Eccessive, non ci dispiace certo alla fine di aver fatto tutte queste conquiste, ma hanno i loro costi. Il Palatinato offre delle paci che non ci interessano. Adesso speriamo di riuscire a passare indenni dall'integrazione di Sirte. Stiamo anche tentando di recuperare i passi sulla tecnologia militare. Ormai siamo vicini alle principali nazioni europee. Vediamo la nuova Tuscia. Dov'è? Abbiamo un sacco di... ma davvero tantissimi sudditi. Allora, perché non va la rotellina del mouse? Questa è una bella domanda. Nuova Tuscia. Sì, sì, abbiamo assolutamente possibilità di aumentare le tasse sul sale. Diciamo, le uniche province che magari dovremmo essere un po' prudenti è la Nuova Sicilia, un po' Casanova, ma la Nuova Sicilia ci fornisce 20 ducati al mese, non è più una provincia inutile, dobbiamo dirlo, 20 ducati al mese ci fanno comodo. Qui abbiamo tutte le offerte di pace, ma allora, questa avevamo prodotto, stavamo producendo una nave da trasporto da assegnare forse alla nostra flotta principale, ma adesso dove sia questa flotta? Eccola. Vediamo un po'. La stavamo trasportando, ok, in Libia. Ecco, questo è l'evento meno grave che possa succederci, quindi tutto sommato ci è andata bene così. Magari riusciremo a tornare anche in tempo a Venezia, finché sono queste le rivolte, insomma, ce la caviamo. Ecco, il mercante dovrebbe essere tornato. Ecco una cosa, mi sono dimenticato in questo episodio di mettere le impostazioni giuste. No, non arriviamo in tempo per un giorno, guardate. Non è per 2 giorni. Abbiamo anche questi nativi che insorgono contro di noi. Insomma, c'è tutto. Beh. Non c'è ragione comunque di preoccuparsi eccessivamente. Speriamo, ok, il nome si è mantenuto. Magari facciamo qualche nuova esplorazione nel frattempo. Siamo in guerra con nazioni che sono in questi luoghi? Pare di no. Magari facciamo un nuovo giro. No, non hai capito niente. Ecco. Ok. Va bene, qui abbiamo vinto senza difficoltà. Intanto, come vedete, i nostri amici iniziano a soffrire per davvero. Noi purtroppo abbiamo sti scozzesi che assediano, ma in effetti non è niente di così minaccioso. Qui abbiamo mandato anche la cavalleria, probabilmente. No, probabilmente però la cavalleria potremmo anche usarla non so dove, perché le nostre legioni adesso sono costituite da poca cavalleria e in realtà questa potrebbe essere un po' di troppo, la lasceremo qua
solo perché insomma non sappiamo dove ricollocarla. Noi in realtà adesso magari facciamo procedere un po' rapidamente il tutto, in quanto non abbiamo molto da fare, dobbiamo aspettare che la nostra sovraestensione si riduca e preparare le prossime azioni. E quindi l'annessione, ecco questa. Il Lazio si vuole ribellare perché stiamo conquistando il mondo, mi sembra un po' strano. Allora, appena faremo pace, appunto, dovremo annettere gli ottomani, cercare di far passare il prima possibile questa decisione. Allora, qui sembra che potremmo fare pace, tra l'altro. E qui purtroppo non avere le impostazioni giuste non è proprio comodo. Però, ecco, questi hanno conquistato Magonza. Beh, abbiamo un altro casus belli. No, è Würzburg. È Magonza che ha conquistato Würzburg. Allora, fra un mesetto dovremmo riuscire a tornare a livelli meno assurdi di sovraestensione. Potremmo avere addirittura un ulteriore leader. E forse lo potremmo anche considerare. Ecco Lipsia che insorge, non ci importa nulla di Lipsia. Ci pensa comunque il Brandeburgo a far fuori i ribelli per noi. Noi intanto magari faremo pace al Palatinato. Heidelberg. No, non saremo così ingiuriosi nei vostri confronti, ma volevo capire, siete cattolici ma noi non possiamo convertirvi? Pare di no. No, evidentemente non è possibile. Vabbè, ci accontenteremo di questo. Intanto magari torniamo anche dalla Svizzera e vediamo di continuare a fabbricare pretese sui mamelucchi. Vogliamo anche, come dicevo, collegare via terra. Io, ecco, una cosa su cui sono indeciso sono le colonie portoghesi. Non so se prenderle o lasciare che finiscano di colonizzare. Intanto, accidenti, non abbiamo nessuna informazione. Hanno fatto pace con gli inglesi, non hanno preso territori gli inglesi. Dobbiamo, insomma, cercare di scremare per bene le informazioni perché... Würzburg l'abbiamo visto, invece non abbiamo visto che cosa... Ecco l'Inghilterra. Gli Inca hanno solo dovuto concedere la sconfitta, quindi l'Inghilterra non ha fatto nulla. Ecco qui forse riusciamo a finire il processo. Spezie! Pensavo fosse uno di quegli eventi negativi dovuti alla sovraestensione, invece siamo stati molto più fortunati. Finiamo un po' di fabbricare queste pretese. Allora, facciamo anche la pace con la Sassonia a questo punto, che cederà quindi al Brandeburgo questa provincia. Possiamo revocare l'elettorato e lo facciamo. Non possiamo... No, perché lo facciamo? No, non lo facciamo questo. Non ce n'è assolutamente bisogno. Revocare l'elettorato, tra l'altro è il casus belli che abbiamo, quindi lo manteniamo. Va bene.
l'Austria può rimanere alleata. Ci potrebbe essere utile comunque entrare in guerra con l'Austria. Va bene. Ecco qui Ruppin, che è entrata a far parte di nuovo al Brandeburgo. Ok, siamo tornati a livelli accettabili di sovraestensione. Vediamo se succede qualcosa a riguardo. Ma vediamo un po' di rimpilzare i nostri cardinali. La Boemia mantiene la successione disputata. E intanto magari noi potremmo fabbricare pretese un po' dappertutto, ma principalmente io pensavo sull'Inghilterra potremmo farle, oppure sull'Ungheria. In questo momento i nostri rivali purtroppo sono solo questi. Potremmo anche farli sul Giappone, dato che il Giappone comunque non sarà nostro rivale. Allora vediamo su quali sono le più ricche. Kai potrebbe essere. Mino, allora facciamo prima su Mino. Allora, procediamo a velocità sostenuta. Dobbiamo purtroppo aspettare fino al 62 per far pace. Dispiace comunque di più di sicuro alla Spagna che a noi, tutto questo. Filippo Galilei. Potremmo assegnarlo a questa armata, tanto per avere un'idea più precisa del territorio. Mi sembra un po' di perdere tempo, non so se sia verosimile, perché avremmo possibilità di espanderci, ma... Ok. Ma siamo costretti ad aspettare, sostanzialmente. D'altronde non vedo alternative molto convincenti. Qui intanto gli scozzesi hanno avuto successo. Vediamo un po' la mappa culturale. Non questa, quella culturale. Perché pensavo magari di espandere un po' la cultura anche a queste due province, Dalmazia e Ragusa. E forse lo facciamo. Volevo anche però fare qualche edificio in realtà in quelle province, quindi erano quelle? No. Quindi quelle erano già stati fatti, magari facciamo la Cartagine. Va bene. E lì possiamo allora... Allora, volevamo magari fare anche uno di questi edifici unici, l'Arco di Trionfo, il Palazzo Reale. Iniziamo l'Arco di Trionfo, se naturalmente a Roma direi di farlo, sì. E invece con i punti diplomatici facciamo due conversioni culturali in Dalmazia e a Ragusa. Intanto Casablanca si rivolta, ma sono assolutamente sconsiderati, perché Carlo Emanuele della Rovere, il
darà una di quelle sistemate che li farà pentire subito della rivolta. Allora, qui abbiamo anche convertito degli eretici, quindi continuiamo. Qui abbiamo convertito buona parte del Giappone. Un po' mi dispiace, a dire il vero, magari prima convertiamo gli islamici che sono prioritari. Siamo, insomma, delle macchine a guerra inarrestabili. E un po'... Ma ce l'avete con Ceylon voi, eh? Vabbè, la dichiareremo anche noi la guerra a Ceylon adesso. Allora, quante cavoli colonie abbiamo? Volevo, come mi consigliavano, fondare anche questa colonia, ma finché abbiamo già ben 7 colonie... Ah no, abbiamo 5. Allora, quindi... Questa è quasi finita. Beh, potremmo iniziare a richiamare magari qualcuno. 5 colonie costano 20. Insomma, la sesta ci può anche stare. Qui c'è una rivolta. Eccola la rivolta in Carinzia. Purtroppo qui non eravamo forniti di navi. Magari richiameremo una legione dalla Spagna. Allora, dov'è che abbiamo appena... Qui. Un rimpiazzo, magari uno militare, visto che dal punto di vista militare abbiamo avuto le carenze in Argentina. Va bene. Lana. Anche qui mandiamo un militare. Vediamo un po', qui abbiamo 50. Sì, qui stiamo esagerando solo così per buttare via punti. Ok, qui invece lo dobbiamo mantenere. Abbiamo quasi... Qui sarebbe comodo conquistare sta maledetta provincia, però non possiamo farlo in realtà in questo momento. Ok, abbiamo un nuovo cardinale e quindi adesso sono tutti giovani nostri, questi ultimi due arrivati, cioè questi, no, più che arrivati, questi ultimi due rimasti dovranno presto lasciare spazio agli italiani. No, purtroppo anche la Boemia non ha più successione disputata. Ti pareva che qui non succedesse qualcosa. Innu. Dov'è Innu? Vabbè, questo non ci importa. Anche perché non vogliamo in realtà conquistare quelle province. Sono per il momento inutili. Quindi lasciamo che il tempo passi. Anche la Francia ha conquistato guerra a Ceylon. Ha dichiarato guerra a Ceylon. Allora, aspettate. Allora, in questo caso dobbiamo intervenire prontamente. Dichiarando anche noi la guerra. Abbiamo già pronto un esercito. Non possiamo certamente permettere che Ceylon venga conquistata dai francesi.
Ecco, la Carinzia è vero che è così importante, la stiamo integrando. Non c'è modo vero di offrire alleanza al momento. Allora dichiariamo a sto punto anche noi guerra a Ceylon. Tutti hanno onorato l'alleanza. Guadagniamo anche un po' di tradizione militare. Però Ceylon il problema è che è vero. Se conquistiamo Ceylon dovremo rinunciare a qualcos'altro. Queste guerre. Qui il limite abbiamo un po' superato. Intanto cos'è successo? Ecco, l'Olanda ha preso Friesland di nuovo. Sono un po' le situazioni che si ripetono. Ah, ci avete seguito solo per farci perdere uomini, evidentemente. Ok, qui abbiamo vinto. E anche in Carinzia. Possiamo magari rimanercene un po' in Carinzia. Ok, abbiamo integrato prontamente la Liguria. Dov'è la nostra flotta? Non è qua? No? Però non se ne ha più notizia. Ah, è andata, è passata dal nord. Vediamo se i francesi sono stati rapidi. Se sono stati rapidi potrebbe essere un po' problematico. Ok, iniziamo ad avere qualche casus belli interessante. Qui probabilmente possiamo ormai stare tranquilli e richiamare anche questo diplomatico. Non abbiamo casus belli. Ah, adesso vorrebbero fare alleanza. Ma... Ok, abbiamo un po' di problemi però. Allora, facciamo un'altra pretesa l'ultima pretesa su questi mamelucchi. Noi non usiamo mercenari, quindi questo evento è assolutamente inutile per noi. Ok, siamo i primi a sbarcare a Ceylon, quindi meglio chiudere subito noi questa, come dire, che sembra essere una vera e propria corsa alla conquista di Ceylon. Allora, io ricordo che Kai era una buona provincia in realtà dobbiamo fare questo procedimento con molte province. Ok, stiamo già abbastanza vincendo, più che altro non ho pensato che forse ci conveniva dare un generale, però di sicuro non sarà questa armata di Ceylon a darci problemi. E noi possiamo magari fare anche qualche pretesa sull'Ungheria intanto, ad esempio sulla Silistria.
sulla città di Silistra. Cielo è un po' in guerra con parecchia gente. Noi però siamo i primi ad arrivare, quindi ok. Al massimo gli altri ci aiuteranno, dato che noi non potremo mantenere a lungo la flotta, anzi io direi di lasciarla pure tornare qua prima che sia troppo tardi. Intanto l'Austria vuole conquistarsi l'Olanda. Non è che sia un'iniziativa che ci piaccia molto. Però vabbè, ci può anche stare. Se riuscissero davvero a conquistare l'Olanda, noi potremmo vassalizzarla più facilmente, cioè le province che resterebbero, e poi riprendercele dall'Austria. Boh, vediamo un po' che cosa fare. Adesso mancano ancora comunque 2 anni. Il Baden ci offre un'alleanza che noi naturalmente non possiamo accettare. Non so perché ce la offre, visto che siamo già al limite. È un po' strana questa offerta. Il nostro agente, ahimè, è stato scoperto al Cairo. Stiamo fabbricando un po' troppe pretese e quindi i nostri agenti vengono scoperti. Speriamo che almeno il terzo non venga scoperto, perché allora, intanto abbiamo possibilità di passare. Mogadiscio ha lasciato la coalizione. C'è qualcuno vicino al livello 22. Verosimilmente qualcuno ci sarà. Allora, vediamo un po'. Tipo Savoia. Potrebbe essere a livello 22. Però già il 21 è anzitempo, quindi possiamo, dai, senza troppi dubbi. Ma in realtà non ci serve, quindi perché dovrei passare di livello proprio ora? Vediamo se il loro leader non ha capacità d'assedio, quindi in realtà vabbè, a questo punto ultimiamo le conversioni. Io pensavo in realtà, che potremmo anche pensare di convertire Cartagine alla nostra cultura. Ma sì, facciamolo, dai, per iniziare a ripopolare anche l'Africa. Insomma, con cultura latina. Come vedete qui ormai questi popoli arabici, berberi, dominano sulla regione. Allora, abbiamo il diplomatico. Tu ci odi, vero? E non possiamo fare niente per evitarlo. Chi è in coalizione contro di noi? L'Austria no, per una sorta di miracolo. Però migliorare le relazioni con l'Austria sarebbe davvero un po' impossibile. Ci proveremo magari, ma non subito. Abbiamo altri 1000 ducati, quindi potremmo costruire il palazzo reale. E qui costruiremo certamente anche la nostra sala del tè. Famosissima perché
A questo punto i consiglieri accetterebbero di tagliarsi lo stipendio al 25% se offrissimo tutte le varietà di tè disponibili sul mercato. Per far questo dovremmo però iniziare a conquistare le province che producono tè. Sono tutte qua, tranne questa nostra colonia. Come fare a prenderci queste province? Non sarà facilissimo. Beh, iniziamo magari a fare qualche pretesa nella zona per poi arrivare. Magari le province in mezzo possono essere delle buone. Questi hanno anche queste maledette tradizioni dei Viet. D'altronde non c'è molto a fare. Se non riusciamo a... non sarà possibile in nessun modo, naturalmente, vassalizzare dei Viet perché sono arretrati, quindi al massimo sarebbero un protettorato. E niente, noi dovremmo fare quello che si può. Ecco, abbiamo una colonia che si sostiene sola. Vediamo un po'. A questo punto mandiamo in Madagascar il prossimo. Il nostro giro, ecco, magari possiamo mandare un colono anche qui. Allora, dove sono i nostri coloni? Denmark, non abbiamo tante possibilità a Denmark, a quanto pare. Vabbè, richiamiamo da Denmark e mandiamo anche in Australia un colono. Qua. Allora, io volevo fare, in effetti, qualche edificio militare in questa zona, in modo da avere dei centri di reclutamento anche qua. Qui non si può. Perché no? Ah, stiamo convertendo. Allora, qui abbiamo già neanche uno. Allora, magari la nostra prima provincia produttrice di tè, facciamo anche qui un'armeria e iniziamo a fare qualche reggimento in modo da poter poi mandare un esercito in Australia. Qui inizia a esserci, ahimè, desiderio di pace, e questo significa che dovremo fare questa maledetta pace. C'era un'altra isola, evidentemente, che i francesi si stanno divertendo a colonizzare. Allora, intanto manca... Ecco, abbiamo preso Ceylon. Possiamo... Come fa a essere una pretesa francese? I francesi hanno pretese ovunque in India, a quanto pare. Non so come. Questo non ci piace per nulla. Allora, io direi di prenderci queste colonie, maledizione. Prima che i portoghesi... Magari facciamo pace invece col Portogallo, potremmo anche far così. Perché mi dispiacerebbe se rinunciassero quelle colonie. Non so se convenga fare una pace separata. Magari facciamo pace in qualsiasi modo. Allora,
Se la facciamo separata, la possibilità è questa. 15 di esaurimento di guerra. Cioè di espansione aggressiva. Sto un po' sbagliando tutto qua. Non abbiamo vere ragioni per fare una pace separata col Portogallo. Se non per avere magari trasferito il potere commerciale, ma a dire il vero non ce n'è tutta questa necessità. Se non facciamo pace separata, comunque il costo sembra uguale. O forse no. No, è 12 in questo caso. Quindi perché abbiamo il giusto casus belli forse. Allora dobbiamo vedere quali sono le pretese che scadono prima. Allora non sono questi i nostri rivali, non sono entrambi, sì. Perché alcune province costano di più? Forse quelle degli stati coloniali costano di più. Allora, Coimbra, no, costa un po' di meno come espansione aggressiva questo, quindi tutto sommato forse è meglio fare così. Allora, volevo vedere, ci sono anche altre province naturalmente su cui abbiamo pretese. Questa sta per finire, a quanto pare. A quanto pare queste pretese svaniranno quando finisce la tregua. Una regola che non conosco molto bene. Questa finisce nel 73. E queste forse sono già, quindi mancherebbero pochi anni, quindi dobbiamo trovare un altro modo. Biodiz. Più o meno uguale. Purtroppo non possiamo prenderle entrambe perché sarebbe un po' troppo. Ok, dobbiamo fare questa pace. Avremmo anche la possibilità che forse può essere sensata di prendere Alicante per poi liberare, ma non lo facciamo in questa pace, lo faremo nella prossima per liberare Aragona e poi espanderci anche in Aragona, ma non lo facciamo ora. Dovremo resistere un altro anno con sovraestensione alle stelle. Vabbè, facciamo così. Qui avremmo la possibilità di prenderci la colonia, però è un po' scollegata col resto, quindi dovremmo prenderne due. Non so quanto sia una buona idea. Alla fine possiamo anche lasciare concludere il tutto ai portoghesi. L'unica cosa, ecco, che qua maggio, quanta cavolo di sovraestensione abbiamo? Non troppa, febbraio e maggio. Per fortuna non ci sono rivolte a Caffa. Potevo anche, magari, ecco, rinominiamola Caffa, giustamente. Speriamo non si rivoltino perché ho cambiato il nome. Ecco, se ci fosse una rivolta a Caffa sarebbe un bel disastro a questo punto. Vabbè, l'8% di possibilità, speriamo non sfoci in una vera rivolta. E magari aspettiamo, no, che aspettiamo, dai, facciamo sta pace.
buona volta. Allora, finalmente abbiamo risolto questa. Allora, avere una presenza in India. E Ceylon è proprio. Vabbè, facciamo sta presenza in India. Ah, quindi è questo che ci dava. Ah, ecco la missione. E invece qui abbiamo questi maledizioni. Vabbè, perdiamo più prestigio. Questi conflitti coloniali. Intanto il Portogallo giustamente è entrato. Ah, abbiamo la pretesa. Beh, a questo punto forse ci conviene prenderci anche Ceylon. L'unica cosa è che con Ceylon andremo oltre il limite. No, allora aspettiamo un attimo. Finiremmo nel 65, lo faremo nel 65. Coimbra. Wow. Per fortuna ho fatto subito l'integrazione, non come con Bisanzio che c'è stato il problema. Genova entra nella coalizione. Adesso, ok, fantastico. Guadagniamo tasse. Ah, ma sono andati direttamente a Lisbona. Hanno detto, perché prendersela con gli italiani se possiamo prendersela direttamente con i portoghesi? Ed è un buon ragionamento, senza dubbio. Allora, qui sarà sempre, immagino, più difficile, tutti ce l'hanno con noi perché siamo sovraestesi fino all'inverosimile. Magari concludiamo l'episodio quando riusciamo a ridurre un po' la sovraestensione, vediamo che succede. Aspettate che abbiamo un diplomatico, lo possiamo usare magari per fabbricare le ultime pretese sul Portogallo. Potremmo addirittura fabbricarle su Lisbona a questo punto. E lo facciamo naturalmente. Anche perché è Porto la capitale a questo punto. Allora, vediamo un po'. Allora, non appena facciamo. Abbiamo un'altra colonia che si sostiene da sola. Allora, vediamo se sono arrivati i nostri coloni, no? Allora, magari facciamo anche quest'altra colonia. Queste non sono ancora finite. Abbiamo solo 2 colonie in questo momento, un po' uno spreco. Guardate quanto ci sta facendo perdere. Di introiti la sovraestensione, soprattutto saranno gli introiti al commercio penalizzati. Allora, vediamo se riusciamo. Ecco lei, purtroppo l'Irlanda guadagna rischi di volte, che non è proprio la regione che noi difendiamo più facilmente. Non avevo notato questa. Magari invece la Svezia è la nazione che potrebbe essere la nostra alleata al futuro, anziché la Francia, visto che la Francia ci ha un po' stufati. Abbiamo troppe relazioni inutili però qui dentro. Allora, vediamo un po'. Allora, abbiamo 4.000 e 4.000 qua.
Allora, questo significa dovremmo avere 18.000 qua, quindi ne servono altri 6.000 e 2.000 di questi, quindi facciamo così e siamo a posto. Tanto qui iniziamo a sbarcare prima che arrivi magari il nostro colono. È un viaggio lunghissimo, quindi ce ne vuole tempo prima che arrivino sti coloni. Allora, abbiamo 2 diplomatici addirittura. Magari facciamo altre pretese qua sull'Oltenia, volevo farne. E invece miglioriamo le relazioni che abbiamo col Portogallo, magari. No, un po' impossibile. Magari nell'impero più importante iniziamo a migliorarle con l'Austria. Ecco qui. Qui ci sono gli eretici che hanno avuto successo. Ok, non possiamo cedere alle loro pretese, quindi qui abbiamo dimenticato. Ok, perdiamo un po' di ducati, per fortuna non ne abbiamo bisogno. Siamo ormai, come dire, indistruttibili, possiamo resistere a qualsiasi mala sorte. Però Porto non deve scoprirci. Ok. Accidenti. Nazionalisti ad Anversa. Beh, non è un problema, perché noi abbiamo il miglior generale che possiamo richiedere o sperare di avere. Allora vediamo un po' come sta andando qui. Allora, se vi selezionate, ok. Vediamo un po' cosa combinano questi rivoltosi, se si pentono anche loro subito. Benissimo. Hanno avuto modo di pentirsi. Allora, volevo fare la seconda armeria qui. E qui intanto come sta andando? Stiamo finendo la prima. Intanto a Roma dovrebbe essere completato quasi il Palazzo Reale e c'è già l'Arco di Trionfo, quindi manteniamo il governatore di Nuova Sicilia nel frattempo. La Svezia è una successione disputata. Vediamo di cosa si tratta. Ci vogliono pure bene. E purtroppo si tratta solo di una... C'è un erede, cioè non si tratta di nulla di particolare, insomma.
Intanto guardate, l'Olanda sta vincendo? Ma l'Austria perché ha dichiarato guerra? Ecco perché la Svezia sta conquistando l'Inghilterra senza nemmeno troppi problemi. Allora, qui stavo dimenticando naturalmente. La nostra flotta. Vabbè, niente che. Ok, siamo arrivati. Forse qui ci conviene tornare a casa. Ah, incredibile. I russi stanno procedendo più rapidamente. Hanno preso delle idee, non si sa, però hanno colonizzato queste province, quindi dovremo badare adesso anche a loro. Davvero un po' una seccatura. Abbiamo troppi problemi. Ok, per fortuna. Ah wow, due eventi di questo genere di seguito. Invece volevo vedere riguardo al famosissimo tè. Il tè. Come siamo messi? Purtroppo siamo solo al 3%. E questo addirittura il 33% avremo una riduzione dei costi, ma dobbiamo assolutamente avere qualche mercante in più e qualche provincia in più per dominare la produzione di tè. Vabbè. La Francia tenta invano di raggiungerci. Intanto delle inspiegabili rivolte nel Lazio. Proprio mentre costruivamo il nostro scintillante palazzo. Ah no, è già finito. Il nostro scintillante palazzo. Qui siamo armati, sì. Qui ho dimenticato il... Allora, la rivolta di Ceylon non credo sarà un problema. Facciamo qualche pretesa sull'Inghilterra. Ok. E anche questa è andata. Allora, qui mi stavo dimenticando. Ci sono troppe cose a cui pensare. Che l'ultima provincia a convertire e poi c'è Corfù. Ci andremo dopo Roma. Chi sono questi qui? I nazionalisti di Urbino? Ma siete pazzi? Cosa ci fate a Roma? Vabbè, urbinati, ammazzati, ma proprio in maniera tremenda. Allora, ok, adesso ci stiamo un po' riprendendo forse. Da queste eccessive rivolte. Bene che anche i francesi si trovano un po' in questa situazione precaria. Noi intanto con questo esercito ce ne andiamo dove vogliamo. Facciamo pure un assalto, non so se possa essere conveniente in qualsiasi senso, ma non ci importa molto. Ok, non c'è stata possibilità. Ci riproveremo.
Vediamo, magari siamo più fortunati già questo mese. Già. Eccoli. Non hanno potuto resistere a lungo questi eretici. Siamo comunque alle solite. Troppi soldi, come spenderli? È un grave problema che ci affligge. Evidentemente. Possiamo costruire questi... Non so neanche bene cosa sono. Allora, sono centri di produzione di navi. Molto utili, perché aumentano il limite navale. Infatti magari la prossima volta i soldi li spenderemo direttamente per fare navi. Possiamo fare di quelle flotte che i nostri nemici non si immaginano neanche, non si sognano neanche. Qui abbiamo di nuovo il casus belli contro il Portogallo. Perché mi seguono tutti? Non c'è bisogno. Li sconfiggiamo da soli questi ribelli. Ok. E purtroppo, come vedete, non c'è neanche il tempo di finire. Ecco, ecco. Adesso siamo messi già molto meglio. Facciamo appunto l'ultima pretesa sul Portogallo, in modo da poi cambiare rivale. E io direi di chiudere quindi qui l'episodio, sperando vi sia piaciuto. Dobbiamo chiudere anche la guerra. Siamo appena usciti dalla super estensione, ma... Allora, vediamo se appunto in questo modo, guardate, 13 principi voterebbero per noi. Manca solo uno all'appello, come dire. Qui la creazione di questi reggimenti sta richiedendo parecchio tempo. Vediamo, qui stiamo per arrivare. Sì, però non c'è bisogno in realtà di ulteriori reggimenti. Possiamo lasciarli qui, insomma. Abbiamo 4 colonie, ne stiamo creando altre 2. Ma torneremo presto a 5 in realtà. Ok, però direi che 5 può essere il numero ideale in questo momento, quindi lasciamo le cose così come sono. Ok, allora al prossimo episodio, nel quale possibilmente faremo questa maledetta annessione degli ottomani e passeremo anche questa decisione. Dovrebbe essere a nostra portata. Vediamo un po' gli stati dell'impero. Ma ci sono insomma delle opinioni divergenti nei nostri riguardi. Qui le relazioni con la Francia non sono proprio delle migliori. Intanto la Sassonia ha occupato Friesland, quindi sta un po' perdendo l'Olanda a quanto pare. Ma non si capisce bene cosa ne potrà risultare.
Molto difficile integrare le province francesi. La Spagna ha parecchie pretese su queste province, ma mi sa che è l'unica. C'è la Bretagna ancora. Io penso che ci converrà tentare di liberarne il più possibile, perché questo costo dovuto alle idee aristocratiche non è certamente facile da abbattere, neanche con le nostre super idee nazionali. Quindi io pensavo, se davvero facciamo una guerra contro la Francia, cercheremo di prenderci anche la lingua d'oca. Non so se il fatto che la Spagna, ci piacerebbe molto che si potessero prendere, cioè dare alla Spagna, ma per darla alla Spagna dovremmo avere come vassallo la Spagna. Avere vassallo la Spagna è pressoché impossibile. Dovremmo fare pretese, immagino, su... Qui quando è che finisce? Il 66. Non so se ci conviene fare subito dopo un'altra guerra alla Spagna. Insomma, vedrò un po' quale sarà la nostra strategia per il prossimo periodo. Magari appunto tenteremo di fare grandi conquiste nel sud d'Europa. Però volevo anche prendere province mamelucchi. Adesso abbiamo l'opportunità di prendere l'India. Dobbiamo prendere il tè. Dobbiamo finire la conquista del Giappone. Dobbiamo fare talmente tante cose che sembra un po' impossibile farle tutte insieme. Anche l'Inghilterra naturalmente fa parte delle nostre ambizioni. Magari espandere un po' la nostra influenza in Inghilterra, visto che siamo un po' limitati. Ah, vedo che i francesi non, non la daranno vinta agli eretici. È così. Va bene, ci rivedremo col prossimo episodio anche della partita bizantina, che è rimasto qualche giorno in sospeso anche perché sto facendo, insomma, delle ampie ricerche riguardanti la musica bizantina adesso, quindi avrete qualche sorpresa nel prossimo episodio. Ciao!